dal TG Sicilia i titoli di questa edizione. Dove tutto ha inizio, storie di chi ce l'ha fatta. A Lampedusa l'iniziativa per riflettere sul valore dell'accoglienza e dell'integrazione. Ci sarà anche la testimonianza di Vito Fiorino, il pescatore eroe che salvò 47 vite in mare. Sicilia crocevia delle tensioni internazionali legate al conflitto nella striscia di Gaza. Ci si interroga sull'arrivo di aerei israeliani a Sigonelle della Marina Militare. Intanto arriva la conferma che il relitto ritrovato nelle acque di Lampedusa non è un relitto bellico. Dopo tanti rinvii, gli attivisti della Global Flotilla salperanno giovedì da Siracusa. Nella notte un drone ha colpito una delle navi del convoglio che partirà da Tunisi e si congiungerà in mare con quello italiano per raggiungere la striscia di Gaza. Torna a prendere tutti di sorpresa Asia Vitale, la vittima dello stupro del Foro Italico a Palermo, diventata ormai una content creator su OnlyFans. In un video postato sui suoi canali social lancia un appello perché vengano concessi domiciliari ai suoi stupratori. Nuovo anno, stessi problemi di sempre, pochi giorni a ritorno sui banchi, ma l'87% delle scuole di Catania e provincia non sono a norma. Il sindacato Gilda lancia l'allarme. Ancora a Catania, strisce blu ormai estesi e tariffe in aumento e la stangata di settembre. Per chi si sposta in auto ogni giorno, parcheggiare in città è diventato un lusso. Agrigento, capitale della danza, al teatro dell'Efebo, applausi ed emozioni per l'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze. Raffaele Paganini premiato con lo Schiaccianoci d'oro alla carriera. E poi il calcio, compattezza e fiducia, le parole chiave del Catania, primi in classifica, punteggio pieno, i rossazzurri preparano la sfida di Cosenza. La partita trasmessa su Telecolor in diretta e in chiaro gratis. Bentrovati oggi a Lampedusa, l'iniziativa Dove tutto ha inizio, storie di chi ce l'ha fatta, un'occasione per riflettere sul valore dell'accoglienza e dell'integrazione. Ci sarà anche la testimonianza di Vito Fiorino, il pescatore eroe che salvò 47 vite in mare. Il servizio di Roberta Lunghi. Il momento più drammatico di quella notte è quando questi occhi mi supplicavano di essere salvati, di allungare le mie braccia e portarli in salvo. Impossibile dimenticare per Vito Fiorino, per tutti l'eroe di Lampedusa, il pescatore, testimone e soccorritore dei migranti nel naufragio del 3 ottobre 2013, durante il quale salvò 47 persone, morirono in 368. La sua azione coraggiosa è diventata simbolo di impegno civile e umanitario e in un'isola nella quale ci ritroviamo a contare numeri di morte, 2 fatti sbarcare oggi giunti cadaveri in una traversata, intossicati dai fumi del natante. Gli chiediamo cosa si dovrebbe fare al di là dell'impegno dei singoli uomini. Se ritorniamo ad essere umani, tutto ciò non accadrà mai più. Il valore delle persone, il nostro valore e il loro valore. Oggi Fiorino vive gran parte dell'anno a Lampedusa, mantiene i contatti con i migranti salvati e qualcuno lo chiama padre. Una persona che mi ha chiamato my father. Io non conoscevo l'inglese, non conoscevo questa parola e credo che sia stato il premio più bello di quel momento. Ora lui vive a Stoccolma, ha 2 figli e viviamo in una armonia, in una famiglia felice. Intanto sono 1802 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa dopo la raffica di sbarchi degli ultimi giorni, un numero che non si registrava da mesi nella struttura di Contrada Imbriacola. Nessuna traccia di materiale esplosivo o radioattivo nel relitto con la scritta ebraica trovata al largo di Lampedusa. Potrebbe trattarsi di parte di un satellite israeliano. Resta il mistero. Luca Ciliberti. Resta un segreto cosa stia accadendo nel cielo e nel mare siciliano. Le tensioni internazionali che investono la questione tra Israele e Gaza si affacciano prepotentemente sull'Italia. A 2 giorni dall'avvistamento resta il mistero attorno al relitto israeliano trovato al largo di Lampedusa e neppure il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, è riuscito a dare chiarimenti in merito. Penso, ha detto, si tratti di qualcosa collegato ad un lancio satellitare. Ad aggiungere preoccupazione nei lampedusani sono stati anche alcuni boati e una scia luminosa notturna avvistati precedentemente.
Nessuno al momento ha fatto trapelare nulla, informazioni che sicuramente saranno a conoscenza dei servizi segreti. Ed è proprio questo il punto. L'organizzazione degli arrivi e delle partenze dei mezzi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla in Sicilia, con l'obiettivo di arrivare a Gaza superando i blocchi navali israeliani, potrebbero aver acceso i radar della difesa delle truppe militari IDF. Il relitto, un oggetto cilindrico metallico di circa 5 metri con un diametro di 1,5 metri, aveva su un lato il logo stilizzato della Space Administration israeliana, che fa parte del Ministero della Difesa e si occupa dello sviluppo di missili balistici e di satelliti. L'ipotesi è che si tratti proprio di pezzi di un satellite spia. Dai controlli effettuati dalla Guardia Costiera è stata esclusa la presenza di tracce di materiale esplosivo e radioattivo, notizia confermata proprio in queste ore dal nucleo della Marina Militare che sta operando sul posto. Adesso si attendono indicazioni da parte della Procura di Agrigento su dove trasferire il relitto recuperato, se sulla terraferma di Porto Empedocle o sull'isola di Lampedusa. Ad aggiungere mistero anche la presenza a Sigonella, lo scorso 2 settembre, di 3 aerei israeliani nella base NATO. Dopo tanti rinvii, gli attivisti della Global Sumud Flotilla salperanno giovedì da Siracusa. Intanto nella notte un drone ha colpito una delle navi del convoglio che partirà da Tunisi e si congiungerà in mare con quello italiano per raggiungere la striscia di Gaza. Emanuela Corsi. Salperanno giovedì da Siracusa le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. L'attacco avvenuto nella notte vicino il porto tunisino di Sidi Bou Said alla famiglia Madeira, la principale imbarcazione della spedizione, non ferma la missione umanitaria. La nave, sulla quale viaggia anche Greta Thunberg, è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone. Il governo smentisce, ma le immagini delle telecamere confermano la versione degli attivisti che domani salperanno dalla capitale tunisina per congiungersi in mare con le altre imbarcazioni in partenza dalla Sicilia alla volta di Gaza. Siamo molto preoccupati, logicamente, perché è chiaro che chiunque ci fosse dietro, no, questa scelta di bombardare tra l'altro la barca principale della Global Sumud Flotilla ha voluto dire chiaramente che questa operazione umanitaria non è ben voluta, e ciò nonostante noi confermiamo i nostri piani. Noi abbiamo le barche pronte con i viveri, con i farmaci, con a bordo appunto attivisti, giornalisti, parlamentari, medici. Una mobilitazione nazionale ed internazionale che vede la partecipazione di gente comune, volti noti della politica e dello spettacolo, e che non trova ancora il sostegno di molte istituzioni. Le immagini dei corpi scheletrici dei bambini morti di fame le abbiamo viste tutte, quindi sì, è vero, le flottiglie non dovrebbero essere organizzate, però purtroppo, visto che i governi e le istituzioni in quasi 2 anni non sono riusciti a fare niente, e la società civile non ha più potuto rimanere ferma. Torna a prendere tutti di sorpresa Asia Vitale, la vittima dello stupro del Foro Italico a Palermo, diventata ormai una content creator su OnlyFans. In un video proprio sui suoi canali social lancia un appello perché vengano concessi i domiciliari ai suoi stupratori. Maglio Viola. Mi auguro che i giudici possano accogliere la richiesta di far scontare ai domiciliari la pena rimanente ai miei violentatori. L'appello è di Asia Vitale, la giovane vittima dello stupro del Foro Italico. È proprio lei a chiedere, attraverso i suoi ormai seguitissimi canali social, di rilasciare Angelo Flores, Cristian Maronia, Gabriele Di Trapani, Samuel Lagrassa, Elio Arnao, Cristian Barone e Riccardo Parrinello. Mi auguro che possano rientrare nelle loro case e finire di scontare il loro debito con la giustizia nell'affetto dei loro cari e non in quell'ambiente violento che è il carcere, dice nel suo video appello, nel quale precisa di non aver nulla in contrario rispetto alla loro scarcerazione con il trasferimento ai domiciliari, e si dice convinta che potranno trovare redenzione. Ma nelle sue parole non c'è perdono, non li giustifico e non li perdono, dice ancora, ma conoscendo l'assenza dell'affetto penso che la redenzione si possa trovare solo recuperando i propri affetti, circondati da figure femminili possono trovarla. I 7 ragazzi sono detenuti ormai da 2 anni
anni, il loro arresto risale all'agosto del 2023 e tranne una brevissima parentesi solo per uno di loro non sono mai usciti dal carcere fra custodia cautelare preventiva e condanna definitiva arrivata nel novembre del 2024. Devono scontare pene che vanno da 8 anni e 8 mesi, comminata a Parinello, l'unico minore dei 7 all'epoca dei fatti, fino a 7 anni e 4 mesi, come Samuele Lagrassa, che comunque sta già scontando la sua condanna ai domiciliari dallo scorso dicembre. Asia, la vittima, ora si augura che i domiciliari siano concessi a tutti. Canadair ed elicotteri sono intervenuti stamattina per spegnere un incendio in località Santo Pietro a Caltagirone, segnalato da un cittadino. Vista l'ampiezza dell'incendio, infatti, si è reso necessario l'intervento aereo. Sono arrivati a supporto degli elicotteri della flotta regionale 2 Canadair e 2 elicotteri. Le immagini si riferiscono alla fase di bonifica. Gli artificieri dei carabinieri di Catania sono intervenuti per la segnalazione di una valigia abbandonata sui binari della tratta ferroviaria Etnea Militello Vizzini. Al suo interno è stato ritrovato un fucile ad aria compressa, bombolette di ricarica a gas e varie munizioni. E cambiamo argomento. A Porto Empedocle il dissalatore appena inaugurato è già guasto. Una valvola rotta fa uscire un getto d'acqua sulla vicina spiaggia di Marinella, affollata di bagnanti. Davide Sardo. Clamoroso guasto improvviso al dissalatore di Porto Empedocle. L'impianto è entrato in funzione da poche settimane e atteso come una risposta concreta all'emergenza idrica ha già registrato il primo serio inconveniente. Una valvola difettosa ha provocato un improvviso spruzzo d'acqua verso il cielo, trasformandosi in una vera e propria colonna che non è passata inosservata ai residenti e ai bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Marinella. Cellulare alla mano, in tanti hanno ripreso la scena e condiviso le immagini diventate virali in poche ore. Ma non si è trattato di uno spettacolare gioco d'acqua. La causa è infatti un guasto tecnico. Sicilia Acque ha confermato l'inconveniente, rassicurando che il problema sarà risolto in tempi brevi. Secondo le prime verifiche, il malfunzionamento sarebbe avvenuto proprio durante alcuni test per portare l'impianto a pieno regime, con l'obiettivo di raggiungere una produzione di circa 100 litri al secondo. Al momento il dissalatore garantisce invece una portata di 60 litri al secondo. Un incidente che ha destato stupore e preoccupazione, visto che l'impianto rappresenta un tassello fondamentale per garantire acqua potabile ad Agrigento e al suo comprensorio. La capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, il magistrato gelese Giusy Bartolozzi, è indagata dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento sul caso Al-Masri. Il generale libico fu arrestato e poi rimpatriato dall'Italia. Il Tribunale dei Ministri, dopo aver ascoltato Bartolozzi, aveva giudicato la versione fornita sui fatti inattendibile e mendace. Bartolozzi, in passato deputato di Forza Italia, è sposata con Gaetano Armao, già vicepresidente della giunta regionale siciliana. E la Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo nella sua auto a maggio del 2024 a Palermo. I familiari dell'architetto hanno sempre detto di non credere alla tesi del suicidio, sostenendo che l'uomo sia stato ucciso. E si avvicina il suono della campanella, ma più che annunciare l'inizio delle elezioni somiglia ad un allarme. L'SOS del sindacato Gilda: l'87% delle scuole di Catania e provincia non sono a norma. Tonino De Mana. Mentre gli studenti si godono le ultime ore di vacanza, il personale scolastico è già ai posti di combattimento per un anno didattico che poi non si discosta dai precedenti tra disservizi, doppi turni, tetti e controsoffitti che cadono al suolo, bagni ed aule il più delle volte fatiscenti, infiltrazioni, umidità e chi ne ha più ne metta. In Sicilia si assiste da tempo ad una situazione che non può essere ignorata ed è proprio da Catania che si leva un allarme da non sottovalutare. Mi continuano a segnalare che moltissime scuole di Catania
Catania quasi l'87%, risulta non a norma. Avete capito bene, dalle segnalazioni emerge che l'87% delle scuole del catanese non è a norma e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Nicolosi di Paternò riceviamo queste immagini che certo non sono edificanti. In molti casi i colleghi mi segnalano addirittura situazioni fatiscenti anche in termini di tetti che insomma rischiano di cadere e quindi di poter cadere durante la lezione. Tra poco suonerà la campanella, ma genitori e nonni sono tranquilli non appena gli alunni di ogni ordine e grado varcheranno il cancello della scuola? Non si è assolutamente tranquilli perché le scuole veramente cadono a pezzi. I fondi sono sempre limitati e quindi questo è il risultato, che le scuole hanno una manutenzione abbastanza irrisoria rispetto a quello che dovrebbe essere. I fondi sono limitati e la sicurezza dei ragazzi com'è? È scarsa. Per tutti, buon anno scolastico e soprattutto buona fortuna, specie alla voce sicurezza. E ancora a Catania, strisce blu, orari estesi e tariffe in aumento. È la stangata di settembre. Per chi va in auto ogni giorno, parcheggiare in città è diventato un lusso. Eva Spampinato. Sono troppo schifata dell'amministrazione, di come funziona di posto, tutto qua. Aumentato. Cittadini catanesi esasperati da disagi, caro vita e adesso anche dal caro strisce blu. Ecco le nuove tariffe e soprattutto i nuovi orari. 90 centesimi la prima ora invece che 87 centesimi, €1 dalle ore successive. La sosta per mezza giornata adesso costa €3,95, quasi €8 l'intera giornata. Una stangata blu silenziosa, arrivata non tanto a sorpresa quanto in sordina, annunciata a fine luglio nel pieno delle vacanze estive e poi messa in atto dal 1° di settembre, ma non tutti i cittadini ne sono ancora a conoscenza. No, non lo sapevo. Affatto no. Come l'ha saputo? Per caso su Facebook. Sostare a Catania costa più che a Roma, dove si paga €1 fuori dalla ZTL dalle 8 alle 19, con agevolazione, che a Catania non c'è, della sosta breve di 15 minuti per 20 centesimi. 8 ore continue a Roma costano €4, a Catania invece €5,85. È giusto pagare un servizio, però penso che i soldi vanno reinvestiti in piazze più pulite che non ci sono. Il problema sa qual è? Che non c'è il miglioramento del servizio, i posti sono sempre quelli. E anche non è giusto pagare fino alle 9 di sera. Il codice della strada impone un equilibrio tra stalli a pagamento e stalli liberi, ma siamo fuori legge perché la legge prevede che in tali stalli a pagamento ci debbono essere degli stalli bianchi. Credo di ricordare il 50%. È anche illegale solo un'ora di stop. E poi chi ha la fortuna di trovare un posto sulle strisce blu rischia di non riuscire a parcheggiare per via dell'inciviltà di chi posteggia sul marciapiede senza lasciare lo spazio necessario di manovra. A Salemi, in contrada, Fiumelungo, la tradizionale vendemmia della legalità. Il vigneto su un terreno confiscato alla mafia è gestito dalla Fondazione San Vito Onlus. Produce vino biologico. Laura Spanò. A Salemi la vendemmia diventa simbolo di rinascita e partecipazione. Presso il fondo agricolo confiscato alla mafia e assegnato dal comune di Salemi alla fondazione San Vito Onlus si è rinnovata la vendemmia della legalità. La fondazione, braccio operativo della Caritas diocesana di Mazara, produce uva biologica. Il vigneto del turismo rurale al ciliegio incontrato a Fiumelongo quest'anno ha prodotto 25 quintali di uva. La raccolta solidale, iniziata un decennio fa, coinvolge operatori e volontari. Quest'anno tra le vigne sono stati impegnati anche 8 ragazzi ospiti della comunità Miriam che stanno conducendo un percorso di riabilitazione. Tra i vigneti anche il presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio, e l'assessore comunale a Salemi, Rina Gandolfo. Questo è ormai diventato un appuntamento rituale per la Fondazione San Vito, che gestisce questo bene confiscato alla mafia da diversi anni. Anche quest'anno la nostra vite ha dato il suo frutto, abbiamo prodotto un po' di uva, quest'uva verrà venduta a una cantina e poi i ricavati verranno utilizzati per le attività della Fondazione. Auspichiamo che ci sia una maggiore partecipazione dei cittadini per mantenere e custodire sempre un bene che è di tutta la comunità. In mezzo ai filari sorge l'ex casolare trasformato in un ristorante con cucina tipica siciliana, simbolo concreto di un territorio che ha saputo rigenerarsi a partire dai beni sottratti alla criminalità organizzata. La vendemmia si è conclusa con una colazione rustica condivisa tra operai e volontari, segno tangibile di comunità e convivialità.
Agrigento, capitale della danza, al Teatro dell'Efebo, applausi ed emozioni per l'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze. Raffaele Paganini premiato con lo Schiaccianoci d'oro alla carriera. Davide Sarto. La magia della danza ha incantato Agrigento. L'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, per la prima volta al Teatro dell'Efebo, si è trasformata in un tripudio di arte ed emozioni, con il pubblico che ha gremito ogni ordine di posti. Spettacolo nello spettacolo, la consegna dei prestigiosi riconoscimenti. Lo Schiaccianoci d'oro alla carriera è stato assegnato a Raffaele Paganini, autentica leggenda del balletto italiano. Significa che ci sono arrivato, ce l'ho fatta, sentivo molti colleghi che prendevano premi, io forse ero ancora giovane, ancora ballavo, e oggi prendere un premio mi dà grande soddisfazione. Non ho rimpianti per quanto riguarda la danza, per tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con grande piacere, e poi sono felice perché io sono quasi sicuro che con Michele Guardì io sono già stato qua, ho già fatto qualcosa a metà anni 90, facevo una trasmissione con lui e quindi poi venivamo qua all'estate e abbiamo fatto qualcosa sicuramente. Applausi a scena aperta anche per Giuseppe Picone, acclamato protagonista della serata, e per la straordinaria partecipazione di Alma Manera. Premi anche a personalità della danza, della cultura e dello spettacolo, con uno sguardo rivolto ai giovani talenti. La peculiarità del festival è praticamente raccontare la danza che incontra le belle arti, perché la danza senza musica non danza. E la musica senza danza non suona, quindi c'è tutto. Un festival che ha consacrato Agrigento palcoscenico internazionale, facendo del Teatro dell'Efebo il nuovo tempio della danza. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Al TG Sicilia, adesso il calcio, compattezza e fiducia sono le parole chiave del Catania. Primi in classifica a punteggio pieno, i rossazzurri sono attesi adesso dal match di Cosenza che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e gratis. Francesco Triolo. I numeri a dare e confermare forza a questo Catania, punteggio pieno, 11 gol fatti, nessun subito. I rossazzurri continuano a godersi la testa della classifica del girone, ma soprattutto gli attestati che arrivano da più parti. Il Catania c'è e da quanto visto è pronto a recitare il ruolo di protagonista per tutto il campionato. E questo è l'obiettivo della società e l'ambizione di un pubblico che anche contro il Monopoli ha chiarito di meritare altre categorie. La squadra poi, seppure in sole 3 partite, ha mostrato segnali di grande compattezza. La compattezza è importantissima perché prima di raggiungere dei risultati in campo bisogna fare gruppo all'interno dello spogliatoio e la compattezza è tutto, quindi noi insieme cercheremo di creare un ambiente all'interno che sia fatto di persone rispettose, di persone serie che hanno voglia di lottare insieme per un unico obiettivo. Da oggi si riprende a lavorare in vista della prossima partita. La squadra di Toscano domenica dovrà affrontare l'attesissimo match di Cosenza, un appuntamento importante di spessore con il tecnico che dovrà fare a meno solo dello squalificato Quaini, che sconterà la sua ultima giornata di stop. Ma quella del San Vito Marulla sarà anche l'occasione ideale per aprire la grande stagione delle partite esterne dei rossazzurri, trasmesse in diretta esclusiva dalla nostra emittente. La partita, vietata ai tifosi etnei, sarà visibile gratis e in chiaro su Telecolor a partire dalle 14 per 4 ore live in una versione extra large di diretta stadio. E adesso una pausa, torniamo tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione è tutto, non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.